Treviso è pronta ad accogliere la mostra digitale NBA Overtime. Dal 6 settembre al 6 ottobre tutta la magia della National Basketball Association sarà racchiusa nella sala della Borsa della Camera di Commercio di Treviso e Belluno ad ingresso gratuito per offrire esperienze uniche ai fan della grande pallacanestro e non solo. Questa mostra a Treviso è perché Treviso ha segnato la storia non soltanto del Veneto ma anche dell'Italia nei rapporti con l'NBA. Non solo per i suoi risultati, ma perché è stata la prima squadra italiana a giocare contro una squadra degli Stati Uniti dell'NBA, i Seattle Supersonics, nel 1984 in suolo italiano. È sempre la prima squadra italiana a giocare una partita contro una squadra di NBA nel 2003 negli Stati Uniti. In più Treviso è stata la prima squadra italiana a cedere o a concedere a un giocatore come Bargnani diventare poi la prima scelta, la prima e unica prima scelta italiana nel draft NBA. Direi che sono già ottime ragioni perché l'NBA oggi si ricordi e omaggi questo territorio. Treviso è da sempre capitale dello sport italiana, abbiamo avuto periodi storici dove seguivano anche risultati sportivi molto importanti, stiamo tornando perché il basket è tornato alla massima serie, il calcio è rinato, con il rugby siamo tra le 14 squadre più forti d'Europa e poi tutti gli altri sport che vedono delle eccellenze straordinarie, non vorrei dimenticare nemmeno l'atletica, il nuoto, quindi una città veramente viva dal punto di vista sportivo che sta diventando anche attrattiva da un punto di vista turistico proprio grazie a questi eventi sportivi. Quindi credo che abbiamo la fortuna di vivere in una realtà virtuosa da un punto di vista sportivo e sport vuol dire salute, quindi anche qualità della vita. Il basket è tempo e spazio, è una lotta con il tempo e contro il tempo, è una lotta che si gioca interpretando lo spazio. È una lotta che fa sì che ogni istante possa essere decisivo. Se pensate che è l'unico sport in cui in meno di un secondo, in 4 decimi, si può cambiare un destino da vincitori a perdenti. Basta questo per dire che il basket è un thriller, una spy story, non si sa mai come va veramente a finire. Ecco perché la mostra in realtà quei gesti dei campioni del basket li trasforma in gesti di attori. Attori che diventano estetica, che diventano attori protagonisti non solo di emozioni ma con slow motion, con rallenti o con delle immagini montate in modo spettacolare, con luci, con suoni, atmosfere rap, con animazioni che possono colpire il pubblico anche attraverso spesso l'uso, come dire, del colore. Ecco, esattamente questo è il tipo di allestimento che prevediamo nella mostra, che comincerà subito spiazzando perché fuori del Palazzo della Borsa, dove si terrà la mostra gratuitamente, ci sarà subito un pallone, ma sarà un pallone fuori scala, fuori squadra, un pallone di 5 metri illuminato a ricordare tutti che quello è il nostro campo da gioco per un mese. È l'ennesimo evento che abbina tradizione al futuro. Sì, è una strategia della nostra amministrazione, quindi sempre parlare del nostro territorio, allo stesso tempo però aprendosi a realtà internazionali, quindi ricordo che NBA ha scelto Treviso e la mostra poteva tenerla in molte città e parlando sempre del nostro territorio, coinvolgendo i giovani, quindi in tutte le attività culturali che facciamo vogliamo aprirci al futuro, alla multimedialità, però sempre parlando di storia e tradizione.